Buongiorno signore e signori, benvenute e benvenuti al workshop, la buona notizia è che è l'ultimo di questo semestre, workshop sul tema Brand Reputation, asset strategico per l'impresa. Questa iniziativa è organizzata dai corsi di laurea triennale in relazioni pubbliche e laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, in collaborazione con il nostro partner, e qua è veramente un partner strategico, Anima Impresa, un network di aziende nate in Friuli, Venezia Giulia, che appunto uniscono realtà imprenditoriali sui temi etici della sostenibilità e della responsabilità sociale. L'evento di oggi gode anche del contributo del polo del consorzio per il polo universitario di Gorizia, quindi consorzio Consunigo, che ci dimostra sempre grande attenzione e ha grande attenzione ovviamente per tutte le iniziative di formazione integrativa, di approfondimento destinate e dedicate ai nostri studenti e studentesse. Io vi prendo 2 minuti, e voi direte le ultime parole famose, ma va bene, per inquadrare l'argomento di oggi e poi lasciamo il palco e microfoni ai nostri relatori che vi presento tra un istante. Allora, oggi abbiamo deciso di parlare di reputazione e reputazione dei brand, nello specifico, tema tanto complesso e articolato quanto affascinante, almeno lo è per noi che ci occupiamo di comunicazione integrata e consideriamo appunto la reputazione in realtà come il patrimonio più prezioso, di maggior valore di un'azienda, se reputation corporate, o di un brand o prodotto, o anche, perché no, brand personali nel caso valgono le stesse regole. Tema molto articolato, complesso. Oggi partiamo con una riflessione sul come misurarlo, quindi monitoraggio del come si fa, quali sono le tecniche, ma sicuramente anche quali sono gli accorgimenti, gli aspetti che non si possono apprendere sui testi universitari, ma soltanto con un'esperienza decennale o più. E poi ragioneremo ancora appunto qual è l'andamento magari rispetto alla situazione attuale, quindi qual è la tendenza di questo momento che possiamo registrare sugli indici e monitoraggi di reputazione. Sono usciti da pochi giorni i dati del Reputation Institute, i dati di RepTrak. Quest'anno ci dicono che tendenzialmente la reputazione delle imprese a livello mondiale è sceso dall'anno scorso rispetto al 2021, un po' come effetto di assestamento dopo la crisi Covid. Sappiamo che durante il periodo Covid in realtà si era registrato un aumento di attenzione su alcuni dei temi reputazionali, in particolare sui temi identificati dalla S di ESG, Environmental, Social and Governance. Quindi temi sociali come benessere dei lavoratori e dei dipendenti, ma soprattutto i temi dei diritti umani, i temi della sostenibilità e della qualità della vita in generale per stakeholder interni ed esterni. Adesso, in questo momento, la domanda è appunto quali sono le dinamiche di questo assestamento post-Covid, che cosa ci possiamo aspettare, e qua la domanda sarà difficilissima, ma io non lo so. Il relatore alla mia destra è anche un professore universitario, quindi lo deve sapere per forza. Ecco. E alla fine il ragionamento, almeno questo è il mio intento, cerchiamo di chiuderlo con la domanda del decennio, se non che del secolo: quanto vale? Quanto valgono le tante attività funzionali all'accrescimento e al mantenimento della reputazione?
quanto valgono in termini economici e sociali che vengono restituiti appunto come produttività, come prestazione dell'impresa e dell'azienda. E mi taccio, ve ne ho dati di compiti anche tanti, anche troppi. Allora, il primo relatore è Paolo Omero, sbaglio sempre l'accento, l'ho beccato, ho scelto quello che mi veniva meno naturale. Paolo Omero, che è CEO di InfoFactory. InfoFactory nasce, questo è un orgoglio come identitario per noi, nasce come spin-off dell'Università di Udine da ormai 15 anni, sì. 15 anni, è cresciuta incredibilmente come realtà di servizi su social intelligence e dintorni. E io ricordo appunto almeno molti anni fa le prime conversazioni con Paolo appunto sulle prime tecniche che allora erano sperimentali di monitoraggio della reputazione online. Certo. Ora gli chiederemo anche di differenziare sui tanti canali, non solo online che vuol dire social media, ma magari anche rilevamenti di altro tipo, come ad esempio quello sui mass media o ancora su campioni di opinion leaders, di esperti, di testimoni esperti direttamente, ma lasciamo a lui appunto l'argomento del come si fa e alla fine appunto del quanto vale, perché dovrebbe essere fatto. Arriviamo poi al caso aziendale di oggi, il caso aziendale che abbiamo scelto, che è appunto una delle aziende associate all'Anima Impresa, Birrificio 620 Passi, in realtà nata a Friuli Venezia Giulia, giovanissima, come suo amministratore delegato, lo vedete qua, però non fatevi ingannare, sembra giovanissimo, ma Andrea Menegon viene da 10 anni di addetto marketing e direttore marketing, la mettiamo così, di Heineken, quindi con una lunga esperienza che ha deciso di investire, di spendere appunto in una startup friulana nata nel 2018, che quindi ora sta muovendo già i primi passi, mi sa che più che muovere i primi passi sta ben correndo, e questo è il momento, l'invito a Birrificio 620 Passi, anche per capire quali sono le scelte valoriali, etiche e di impostazione strategica proprio di tutta la comunicazione di una piccola startup che si vuole affermare sul mercato con un determinato profilo e con un'impostazione diciamo reputazionale importante. Si definiscono il primo birrificio condiviso e questo aggettivo la dice lunghissima su la mission e la filosofia appunto di Birrificio 620 Passi. Pronti per l'intervento di Paolo Omero? Allora, come diceva giustamente la professoressa Codiglia, noi siamo nati come spin-off dell'università, facciamo 4 cose che per noi sono già tante, quindi la prima è quella di cui vi parlo oggi, la parte di web e social intelligence. Sulla base di questi dati noi sviluppiamo le strategie digitali per il cliente, che sono strategie marketing ma anche altre cose, e poi abbiamo la parte di sviluppo invece, che sviluppa proprio piattaforme, applicazioni per grandi aziende, grandi gruppi piuttosto che start-up, e abbiamo poi la parte di IoT, quindi di Internet of Things, quindi di controllo dell'elettronica tramite sistemi software web. Come cultura aziendale ci teniamo particolarmente ad essere ben connessi con la formazione, quindi io insegno come docente a contratto, ho fatto 17 anni di tecnologie web, laboratorio di tecnologie web, adesso sono a ingegneria gestionale, faccio applicazioni web, ma ho anche fatto marketing per il turismo. La mia collega Maria Luisa insegna invece nel master digital marketing, la mia collega Elise insegna con me nell'Accademia delle Belle Arti web design e user experience design, e poi ho altri colleghi che insegnano invece le cose più tecnologiche di sviluppo software. Vediamo innanzitutto la differenza tra web intelligence e web reputation. Vado un po' veloce, ma vi lascio le slide. Quindi, ok.
Allora, innanzitutto, cos'è la web intelligence o la social media intelligence, che viene chiamata SOCMINT? Allora, ci sono diverse tecniche di intelligence, queste sono cose che facciamo al master di intelligence dell'università. La HUMINT e la Human Intelligence sono tutte quelle attività che vedete nei film di James Bond, ok? Quindi attività, diciamo così, di contatti interpersonali. La SIGINT è la Signal Intelligence, quindi viene fatta con l'intercettazione di segnali, no? Il vecchissimo Echelon, se qualcuno se lo ricorda, quindi l'intercettazione delle trasmissioni satellitari, monitoraggio di massa tramite conversazioni telefoniche, cose di quel tipo lì. IMINT è Imagery Intelligence, quindi tutta l'attività basata sulle immagini satellitari, cosa che adesso vedete ogni giorno, quotidianamente. In tempi di guerra naturalmente abbiamo droni che volano continuamente per fare rilevazioni satellitari e quindi vedere movimenti di truppe o fare cose del genere. La MASENT invece sono le cose di CSI, per intenderci, e quindi tutte quelle attività che riguardano altri segnali radar, acustici, chimici, biologici, eccetera. La social media intelligence è quell'attività che riguarda la capacità, vedete qua, di acquisire dati dai social media, analizzare questi dati e sintetizzare una conoscenza utile per qualche tipo di organizzazione, un'impresa, un ente pubblico, no? Qualche attività di indagine di qualche tipo. Perché i social media sono una buona sorgente di dati? Allora, sono una buona sorgente di dati perché sono tempestivi, quindi se succede qualcosa. Oggi il sensore migliore delle smart city non è il sensore di qualità dell'aria, piuttosto che il semaforo IoT, piuttosto che la telecamera. Il sensore migliore siete voi. Il sensore migliore siamo noi persone con uno smartphone in mano e possiamo testimoniare se c'è un evento di qualche tipo. Già se c'è un incidente la gente si mette purtroppo a fotografare, ma se c'è qualche attività di qualche tipo, ad esempio un'esplosione, una bomba, un incendio, eccetera, abbiamo sempre le persone che vanno a vedere. Proviene dalle persone, è facilmente monitorabile ed è sempre aggiornato. Okay? Queste sono le caratteristiche principali di qualità di questa sorgente informativo. Vediamo subito un sistema di web intelligence, ad esempio per identificare una potenziale notizia, diciamo così, uno scoop. Aspettate che, eccolo qui. Ecco, vedete che in questo caso il sistema software tiene monitorato ad esempio Twitter globalmente, individua un pattern vuol dire uno schema e quindi ad esempio il ripetersi di un'informazione, c'è un'esplosione, cos'è stato questo rumore, cos'è successo, lo identifica magari in modo geolocalizzato in una certa area, quindi il software identifica un pattern, uno schema, e quello che fa cerca di dire ok, qua è successo qualcosa e quindi mandiamo subito un alert a un giornalista, ad esempio di una redazione, ad esempio qui la CNN, che dice guarda, è successo qualcosa in un certo punto. Cosa è successo? Andiamo a vedere. E a questo punto vengono monitorati i social media localmente in modo tale da vedere se c'è un messaggio vocale, un'immagine, un filmato, una qualche testimonianza immediata di quello che sta succedendo, in modo che il giornalista possa indagare in tempo reale relativamente ai dati che ha trovato online. Questo è un esempio semplice. Vi lascio lo schema tecnico che vi potete guardare su come funziona effettivamente tutta l'identificazione di questa informazione, la trasformazione, eccetera. Un altro sistema si chiama Blue Dot, è un sistema che è diventato famoso perché ha identificato l'avvio della pandemia un po' prima degli altri enti che erano preposti a farlo. Quindi qua è monitoraggio invece non social media ma monitoraggio giornali e anche media tradizionali, quindi ci sono tutta una serie di sistemi che poi vi mostro se ce la faccio col tempo, che integrano monitoraggio TV, radio, giornali e altri, televisione, insomma in generale, no? E in questo caso media tradizionali e quindi giornali, vengono identificati nuovi casi, ha la febbre, è in ospedale, abbiamo identificato una nuova variante, eccetera. C'è all'interno un sistema che ha i dati sui viaggi e quindi sui voli aerei, quindi uno dice ok, c'è un posto in cui c'è un'epidemia, però attenzione, abbiamo un aeroporto lì, ok, questo aeroporto dove va? Va soprattutto lì, là e là, ok, quanto abbiamo di incubazione? 15 giorni, ok, allora fra 15 giorni è possibile che, visto il flusso dei voli aerei bla bla bla,
avremo dei casi di positività in determinate zone. Quindi permette di identificare prima di altri metodi la diffusione di malattie, e permette anche di avere un modello che permette di vedere dove questo tipo di patologie andranno a espandersi. Ok? E qui ci sono stati tutta una serie di articoli di giornale che hanno appunto colto l'occasione di vedere questo come una notizia e di dire voilà, abbiamo un sistema di web intelligence che è in grado, prima degli umani, di riuscire a identificare pattern di questo tipo. Ok? Web intelligence quindi è una cosa vasta, riguarda ad esempio, non so, il price tracking, quindi andare a vedere i prezzi dei concorrenti e vedere se i miei prezzi sono giusti rispetto ai concorrenti. Riguarda questo scoop discovery che vi ho fatto appena vedere, riguarda il monitoraggio di tecnologie, magari ho un polimero per fare un qualche cosa e dico devo sapere tutto di questo polimero, di questo lievito, di questo principio attivo, perché la mia azienda si basa su questo, quindi tengo monitorato i laboratori di ricerca, i paper scientifici, i brevetti, posso avere tutta una serie di cose che tengo monitorato. Fake news detection, gestione di crisi. Per noi le crisi sono state automobili che esplodevano da sole, prendevano fuoco, elettrodomestici che in tutta Europa esplodevano, persone con lauree a loro insaputa, e non vado nei dettagli, piuttosto che ponti che sono crollati o altre cose del genere dove devi monitorare la situazione real time molto rapidamente, piuttosto che gestione del brand, cioè vedere se ci sono delle violazioni di brand, piuttosto che monitorare problemi di tipo sociale, no? Quali sono i problemi di tipo sociale che uno può monitorare? Non so, ad esempio i conflitti TAV, no TAV ad esempio, no? Quelle cose lì, piuttosto che una marea di altri argomenti. Quindi abbiamo tutta una serie di cose. Una di queste è quella di cui vi parlo adesso, che è la parte di Web Reputation Monitoring, Measurement come volete chiamarlo, quindi andiamo a vedere quali sono le opinioni positive e negative di qualcosa, un brand, un prodotto, un politico, qualche cosa, e andiamo a misurare la variazione di positività e negatività nel tempo su delle variabili di analisi, perché se io vado a monitorare la reputazione di un telefono, quali sono le variabili di analisi? Non so, parlano bene del display, male del prezzo, bene della batteria, male di qualcos'altro. Se ho invece un farmaco, o se parlo di un partito, o di un'idea, nucleare sì, nucleare no, vabbè, quello sono tutte altre naturalmente parametri che devo andare a vedere, quindi non vi faccio la metodologia qui, cioè l'identificazione delle variabili di analisi, i luoghi di conoscenza, ma vi do così una spolverata generale di come si fanno queste cose. Ricordiamoci perché è importante perché c'è il momento zero della verità. Sapete cos'è il momento zero della verità? Non avete mai fatto? Allora, quando andate a comprare qualcosa, se andate a farlo in era pre-social, pre-internet, ma soprattutto pre-social, ricevevate uno stimolo. Ad esempio uno diceva ma quelle scarpe lì mi piacciono, ma dove le hai prese, no? Ok, uno stimolo di passaparola piuttosto che una pubblicità, banalmente. A questo punto andavi in negozio e vedevi, dicevi ma il nuovo, e dicevi ma che pesante, ma che grosso, che no, ma me lo aspettavo più leggero, oppure ma no, ma è bellissimo, ma lo schermo è fantastico. Quindi hai il primo momento della verità del prodotto. Quando lo conosci veramente? Lo conosci veramente quando te lo porti a casa, dopo 2 settimane lo hai usato e dici adesso ti posso dire che, e quindi magari ti metti a fare la review su YouTube, anzi l'unpackaging del prodotto, fai tutte quelle cose lì. Ok? Quindi primo momento della verità, secondo momento della verità. Funziona così oggi? No. Perché? Perché c'è il momento zero della verità, cioè nel momento in cui tu ricevi uno stimolo di qualche tipo, o di intercettazione del bisogno, perché hai cercato qualcosa su Google e qualcuno tipo noi ti ha intercettato il bisogno, ti ha portato su una landing page per farti vedere un prodotto, o in creazione del bisogno, quindi quando qualcuno tipo noi vi infila dentro delle pubblicità dentro il vostro feed di Instagram, vi crea un bisogno che prima non avevate, ok, magari di un prodotto fantastico di cui non sapevate l'esistenza, e allora c'è qualcuno che vi dice guarda che questo esiste, ti costruisce un bisogno per cui poi lo compri, ok? E questo momento zero della verità, voi cosa fate? Dopo questo tipo di stimolo andate a cercare, no? E dite aspetta che cerco su Google, aspetta che mi guardo un video di YouTube di un influencer che recensisce questo prodotto, aspetta che chiedo al mio network, aspetta che leggo una recensione. Fate questo essenzialmente
E quindi cosa succede? Succede che quello che trovate online influenza pesantemente l'opinione d'acquisto. Ecco che quindi se abbiamo la reputazione buona o cattiva, questo orienta in modo tremendo il comportamento d'acquisto. Quindi il 95%, qua sotto avete tutti i link con i report da cui ho preso questi dati, quindi ce ne sono molti di più, ma io vi mostro solo due cose. 95% dei consumatori cosa fa? Guarda le review prima di comprare qualcosa. Lo fa sempre? No, non lo fa sempre. Il 95% delle persone lo fanno. Ma quante volte lo fanno? Beh, allora l'89% delle persone lo fa tipicamente sui prodotti fisici e invece molto di più sui prodotti online. Quindi la reputazione del prodotto online è anche più importante della reputazione del prodotto fisico, ha più impatto. Perché? Perché la gente lo cerca di più. Lo fanno sempre? No, non lo fanno sempre, però ad esempio tra chi ha 18-29 anni lo fa il 29,6% delle volte, tutte le volte. Cioè ogni volta che qualcuno di questa età compra qualcosa, il 26% ogni volta va a guardare online la reputazione del prodotto. Quando dico reputazione del prodotto non intendo che uno si mette lì e fa una review della letteratura con paper incrociati, più influencer, ma almeno ha guardato le stelline su Amazon o almeno ha guardato una review di qualcosa, un video su YouTube. E io penso che voi vi riconosciate in queste statistiche, no? Vabbè, insomma 30%, 30-44 anni, 19%, bla bla bla, vabbè, lo vedete da soli. Ok, questa è più o meno la distribuzione. Quindi ha impatto. Ma cosa vuol dire ha impatto? Questa è solo la frequenza, no? Quindi ha un impatto in termini di frequenza, ma ci credo poi alle opinioni che vado a vedere o non ci credo? Beh, allora, accidenti, anche qua i dati sono, ci sono stati diversi periodi storici in cui uno ci credeva tantissimo, poi c'è stato il boom delle review fake su TripAdvisor, allora il Trust Barometer è andato giù, dopo è tornato su, insomma ci sono stati momenti in cui le persone quando vedevano in un forum, c'erano ancora i forum, un'opinione positiva o negativa di un prodotto valeva di più dell'opinione del suo medico. Addirittura il Trust Barometer ci diceva, il report ci diceva quello. Poi insomma le cose sono un po' assestate, no? Sapete che ci sono sempre un po' degli assestamenti. Quali sono i numeri di adesso? 2022. Allora 49% delle persone si fidano delle review online come se provenissero da famiglie e amici. Tantissimo, okay, una roba enorme, un numero enorme. 37% come se venissero insomma da personalità, appunto personalità che seguo, quindi influencer, e poi vedete va giù, no? Quindi articoli di esperti o nessuna di queste. In ogni caso, anche se andiamo lì a misurare percentuale in più o in meno, ci rendiamo conto che questa roba ha impatto. Quindi cosa abbiamo imparato fino adesso? 1. La web intelligence è molto ampia, fa tante cose diverse. La web reputation analysis è un pezzetto di tutte queste tecnologie qui. Okay. Va a misurare tipicamente le opinioni positive e negative con variabili differenti, quindi l'esperto che va a fare un'indagine struttura l'indagine con delle variabili specifiche ed è importante perché impatta violentemente, usiamo pure questa parola qua, le opinioni d'acquisto. Vi riconoscete in queste statistiche? Questa è la fiducia che le persone generalmente hanno nelle opinioni online, fiducia forte. Quindi se io ho un'opinione negativa e non me ne curo e non rispondo alle critiche e non vado a lavorare dove si formano le opinioni d'acquisto, eccetera, vado alla cieca, cioè non so cosa succede online. Ora, se voi andate da un imprenditore e gli chiedete, no? Ad esempio, eccolo qua, lui è un imprenditore della birra, no? Allora, se chiedete a lui, ma quali sono le fiere di settore più importanti, immagino che lui le sappia, no? Ma se voi gli chiedete quali sono, non le fiere, ma i luoghi più importanti dove si forma l'opinione d'acquisto sulla birra, beh, è già più difficile riuscire a identificarli al volo, no? Poi magari lui è bravissimo e lo sa, no? Ma in generale, per gli imprenditori con cui abbiamo a che fare noi, diventa difficile, ok? Quindi non sanno dove si forma l'opinione d'acquisto. Magari posso aggiungere? Sicuro. Se posso permettermi. È interessante perché questo è ovviamente un intervento anche molto teorico, no? Però è interessante perché anche in Heineken si parlava di moment of truth. Certo. E nello specifico se ne parlava di 2, che per la birra, proprio per costruirsi così magari anche respiri. E io sono andato avanti 8 ore senza problemi. se lo fai con me dopo mi fa piacere. Come dura c'è?
Sono due e fondamentalmente se ne parlava in relazione al momento dell'acquisto, che era considerato il primo momento, nello specifico nel caso di Heineken non sto parlando in maniera generale, e il secondo che era il momento del consumo. Quindi una volta portata a casa la birra si era comprata al supermercato, la si portava a casa, il momento del consumo era il secondo moment of truth. E quindi è vero, è teoria, ma sono cose vere, avete visto, lo confermo. Allora, 94%, questo è il costo delle negative review, il 94% delle persone, in questo dopo vedete il campione, qui sotto ci sono tutti i dati, dice che se ha visto una recensioni negative ha evitato di comprare il prodotto, quindi è una roba enorme, no? 4 su 5, vedete, hanno cambiato idea relativamente al tipo di prodotto da comprare dopo aver visto opinioni negative, no? Non so se vi riconoscete in questo tipo di statistiche, ma questi sono i dati che abbiamo. Ok, andiamo a vedere la parte adesso di web reputation. Quindi si tratta sempre di trasformare informazione non strutturata, cioè che si trova nel testo, che non è strutturato. Informazioni strutturate sono i dati in Excel, in un database, il web è semi-strutturato, il testo di per sé può avere dentro un sacco di cose, ma non hanno una struttura formale. Allora bisogna avere degli algoritmi che analizzano il testo ed estraggono delle cose che poi posso conteggiare, misurare in qualche modo. Quindi si tratta di trasformare i testi in delle dashboard decisionali di qualche tipo. E adesso vediamo un po'. Come funziona la struttura di base di un'analisi di reputazione? Ha questa spina dorsale fatta da questi almeno 5 punti, ce ne possono essere anche qualcuno in più: il dove, il quando, il cosa, il come, il che, come bravi giornalisti. Andiamo a vedere le cose, back to basic, quindi andiamo a vedere le cose di base. Quindi andiamo a vedere il dove. Il dove riguarda: ma dove si svolgono le conversazioni sul mio marchio, sui miei concorrenti, sul mio settore? Perché ci saranno dei luoghi. Magari uno dice, ma c'è Facebook. Ma vabbè, Facebook è uno, certamente ci saranno dei gruppi, delle pagine, eccetera. Ma magari dei luoghi molto forti, magari può essere Reddit. Ad esempio Reddit sono dei luoghi fortissimi che vanno benissimo per le criptovalute. Anche Twitter, ad esempio, è super forte per le criptovalute, Facebook invece è debolissimo sulle criptovalute, no? In termini di opinioni d'acquisto, in termini di reputazione. E poi ci sono luoghi anche diversi, luoghi verticali. Noi abbiamo monitorato ad esempio delle riviste verticali online per il mercato dell'acciaio. Non è che le opinioni sul mercato dell'acciaio le trovi su YouTube, magari le trovi anche su YouTube, ma ci sono dei luoghi verticali, ok? Quindi quali sono questi luoghi? Allora, la prima cosa da fare è identificare questi luoghi. E quindi andiamo a vedere qual è la quantità di conversazione per ciascun luogo e diciamo, ok, ecco qua, questi sono i luoghi divisi in micro social tipo, no, Twitter piuttosto che YouTube, Facebook, ma anche gruppi di discussione, no? Anche forum online, magazine online, ci può essere di tutto. Successivamente si va a vedere qual è diciamo così, la polarità di ciascun luogo. Cioè si dice, ma su quel luogo lì, di me ad esempio, parlano bene o male? Allora vedete qua ho dovuto sfocare, perché mentre qui è un pannolino lavabile, quindi abbiamo Eco Baby, mio bambino, quel che è l'esempio che faccio sempre perché non violo nessun NDA, qua invece ho dovuto sfocare perché questo è un cliente, insomma, riservato, no? Quindi sono luoghi, in questo caso sono luoghi in cui si parla di un certo computer, ok? E vedete che di questo computer si parla bene, verde è bene, e rosso è male, e rosa è neutro. Quindi alcuni luoghi sono molto polarizzati in modo positivo e altri invece hanno delle opinioni negative. Perché vado a fare questo? Beh, pensate ai giornali. I giornali molto spesso parlano sempre bene di un certo politico e sempre male di un altro, no? Perché? Perché sono pagati, perché fanno parte di gruppi, sono polarizzati. Ci possono essere dei luoghi online che parlano sempre bene di te oppure sempre male di te. Beh, vai a dare un'occhiata, vai a cercare di capire per quale motivo, no? Possiamo fare tante segmentazioni diverse. Ad esempio questa segmentazione qui riguarda le opinioni pre-acquisto e le opinioni post-acquisto. Le opinioni pre-acquisto sono quelle dove uno dice, ma non so se comprare quella macchina lì, quel telefono lì, voi cosa dite, cosa ne pensate, no? E se le opinioni pre-acquisto sono in determinati luoghi, lì è dove uno dovrebbe andare a lavorare per riuscire ad aumentare le vendite, perché è il luogo in cui si forma l'opinione d'acquisto. Mentre invece i luoghi delle recensioni, no? Queste qui vedete dopo l'acquisto sono quelle fucsia e quelle pre-acquisto sono queste in questo verdino azzurrino qua,
no? Quindi questi sono tutte post-acquisto, queste qua invece sono pre-acquisto. Questi qui, se lo volete sapere, questo è un computer particolare, insomma, che viene usato negli Stati Uniti moltissimo nelle scuole, e questi sono community di insegnanti. Sono community di insegnanti che dicono: ah, ma questo computer qua funziona bene, no? Va benissimo perché costa poco, se lo rubano, non è importante, non ha dati, funziona online, insomma tutta una serie di caratteristiche che lo fanno il computer numero 1 per la didattica negli Stati Uniti, ad esempio, no? Okay. Quindi lì sono insegnanti. Possiamo avere anche una segmentazione geografica, quindi uno può dire: ok, dimensione del pallino uguale quantità di conversazione. Ci siete? Vado troppo veloce? Ci siete tutti? Posso fare una pausa se volete. Ok, allora, dimensione del pallino vuol dire quantità di conversazione. Più il verde è scuro, più è positivo, più il rosso è scuro, più è negativo. Quindi se ne parla moltissimo e abbastanza bene, verde chiaro, negli Stati Uniti e Canada, mentre invece se ne parla poco e malissimo in Europa. Ok? Motivi di connettività, vi dico subito. Ma abbiamo una segmentazione e cominciamo a capire quali sono i problemi di quel prodotto nei diversi mercati. Okay? Cose che poi potete fare anche dal punto di vista, diciamo così, per valutare i nuovi mercati, e anche utilizzare, diciamo così, delle landing page, delle campagne nei vari stati, in modo tale da dire: ma se io ho un certo prodotto e vado forte in Italia, ma andrò forte anche in Spagna e in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma dove vado? Se non ho tanto budget, dove vado? Beh, allora fai delle campagne di ADV, proprio pubblicitarie, mandi le persone su delle landing page tradotte, tutte uguali, ok? Non devi cambiare slogan, non devi cambiare immagine, perché sennò introduci variabili diverse e dopo non capisci più niente, ma le fai uguali e misuri. Che cosa? Due cose. Misuri l'opinione delle persone online, se c'è, e quindi con degli strumenti di web intelligence e di web reputation, come vi ho fatto vedere. E poi puoi misurare le azioni operative, effettive, delle persone nelle call to action. Quali sono le call to action? Scarica la brochure, ti richiamiamo noi, prenota un appuntamento, compra adesso, ah no scusa, il prodotto non esiste ancora nel tuo paese, beh lasciami la mail che ti avverto io quando il prodotto sarà disponibile. In questo modo hai delle azioni che puoi misurare per valutare che cosa? L'interesse delle persone in quel prodotto, che ancora non c'è in quel paese, prima di andarci. Quando abbiamo fatto questo con dei prodotti che insomma dovevamo vendere, abbiamo visto, non sapendo, non conosco assolutamente il motivo, ma non importa, che avevamo ad esempio un tasso di interesse molto alto in Germania e molto basso in UK per una crema, insomma, che fa certe cose sulla pelle. Ok, benissimo, andiamo in Germania. Perché devo concentrare le mie energie, buttare via le mie energie dappertutto per scoprire dopo che lì e lì e lì ho speso budget ed è stato un bagno di sangue tremendo? Ma no, faccio dei test prima, misuro l'interesse delle persone e poi sulla base di quei dati lì faccio internazionalizzazione, quindi vado su sui paesi che ho scelto. Piccola parentesi. Analisi temporale, prendiamo un brand o un prodotto e facciamo un'analisi anche indietro nel tempo, pagando quindi i dati, poi parleremo di dati, ma com'è che uno può fare l'analisi indietro del tempo, real time, ma chi è che mi dà i dati, ma da dove li compro, dopo vediamo, ma facciamo finta di avere tutti i dati, facciamo un'analisi nel passato e vediamo quando si parla di un certo prodotto, ok? Questo qui è un prodotto di cui si parla, vedete qua, in questo momento, in questo momento. Se tu investi marketing in campagne qui, qua o qua, non funziona. Ma se tu questo grafico non ce l'hai, arrivi in questa azienda che ti dice: ah, fammi marketing del mio prodotto, tu cominci, fai pubblicità e non hai visto nulla di quando le persone parlano di quel prodotto, di quel settore, rischi di mettere il budget in momenti che sono sbagliati e quindi alla fine fai dei buchi nell'acqua totali. Non è vero che, forse nella birra, non lo so, uno la beve tutto l'anno e quello ci posso credere, ma se voi pensate al mare o alla montagna, quelle sono ovviamente cose che sono segmentate in un certo periodo di tempo, ok? Queste ad esempio sono cucine, quindi non si vendono sempre. Quando è che si vende una cucina? Quando? A Natale potrebbe essere, no? Non è così però. Quando esatto, quando ci si sposa.
Quando è che le persone si sposano? Qua più o meno? A settembre. E qua, e quindi un po' prima, perché mica vuoi arrivare a casa e c'hai i tubi fuori che ti escono dal muro, no? Non è particolarmente romantico, quindi mi compro la cucina prima. D'accordo, ma se faccio marketing nei momenti sbagliati, butto via i soldi, ok? Quindi bisogna avere un grafico temporale per sapere quando giro. Mappe di posizionamento di ogni tipo, qua posso andare avanti 8 ore, ve ne faccio vedere una sola. Sentiment positivo, sentiment negativo, cioè se ne parla bene, se ne parla male, se ne parla poco, se ne parla tanto. Brand in competizione, ok? Quindi un brand. Faccio delle azioni di qualche tipo, di comunicazione, vario il prezzo, faccio un'offerta, faccio delle azioni e misuro magari 3 mesi in 3 mesi qual è stato lo scostamento del mio posizionamento rispetto agli altri. Sono riuscito a spostarmi da qui a qua in 3 mesi, cioè parlano meglio di me e parlano di più? Ok, ho fatto un buon lavoro. Magari ho distrutto la mia marginalità, quindi magari non ho fatto un gran lavoro, bisogna un po' vedere. Ma diciamo che dal punto di vista della comunicazione magari ho fatto un buon lavoro, perché parlano meglio e ne parlano di più. Ok? Posso avere mappe di posizionamento di vario tipo. Ok, a seconda dei vari parametri e qui ritorniamo, diciamo così, alla metodologia che adesso non vi faccio perché non ho tempo, ma di mettere giù una analisi strutturata su variabili diverse a seconda dei casi. Un'ulteriore analisi è quella degli argomenti, ma queste persone di cosa parlano? Allora questo è il classico esempio didattico che mostro, questo è un pannolino lavabile, ditemi secondo voi quali sono i parametri di un pannolino lavabile. Di cosa parla la gente, secondo voi? Costo, poi materiale. Calcestruzzo, cemento, materiale, Lana di poi, vetro. Lana di vetro, esatto. Poi quanto dura, ok? Quante volte lo posso lavare prima di doverlo buttare via? Poi cioè sto sviluppando un know-how utile per il futuro, Quindi cosa può... Le taglie, giusto? Poi? Il colore potrebbe essere, ma dice no, ma se è bianco non lo voglio dark perché adesso c'è il tema dark su tutti i telefoni, su di mio figlio usa solo tema dark dappertutto, quindi no, anche il pannolino va bene, può essere rosa, non lo so, va bene, qua potrebbe essere. Andiamo a vedere quelli veri. Di genere l'abbiamo bocciato. Allora, bianco. Allora, andiamo a vedere. Arrossamento, asciugatura, assorbenza, comodità, cordone ombelicale, ecologia, estetica, frequenza di lavaggio, odore, prezzo, pulizia, reperibilità, velocità di spannolinamento, taglie e tempo. Ok? Allora, come vedete qua abbiamo un po' di sorgenti informative e qui il pallino ha la stessa semantica che vi ho detto prima, quindi verde scuro, se ne parla bene, vedete che dell'arrossamento della pelle si parla sempre bene, della gestione del tempo è un po' critico perché naturalmente devo prendere un pezzo, lo butto via, un pezzo lo lavo e asciuga, quello è una cosa un po' più critica, no? Altre cose possono avere prezzo, design, portabilità, facilità d'uso, schermo, batteria, ok? Ogni prodotto ha le sue cose. Il consumatore, ad esempio qui, quello che dice io ho comprato il prodotto e ti posso dire che, vedete che ha una reputazione positiva, eccetto per la reperibilità. Il non consumatore, cioè il prospect, dice no, ma io non lo compro per problemi di comodità e di tempo. Ma siccome non è un problema perché ha comprato il prodotto, allora magari posso fare un marketing di tipo formativo. Quindi faccio dei video che dicono ma guarda che ti insegno io a usare il prodotto. Anzi, guarda, faccio una community dove questi ti insegnano a usarlo. Anzi, chiamo qualche influencer e dico, le mamme influencer sono potentissime, sono tra le community più coese e più... Ok, quindi se riesci a fare marketing con una mamma va benissimo, paghi la mamma influencer, la mamma dice guarda ti insegno io come si usa sta roba qua, funziona così, e a quel punto crei ondate di reputazione positiva del tuo prodotto nelle community di riferimento, ok? Sentiment sono algoritmi di sentiment analysis, quindi parlano bene o male, dopo vi faccio vedere un algoritmo. Vabbè, questa è e puoi avere naturalmente cose diverse. Questa ad esempio è la reputazione di una località turistica. Vedete polacchi, italiani, tedeschi. I polacchi parlano bene delle attrazioni, non parlano tanto bene dei prezzi, parlano bene della spiaggia. I tedeschi hanno invece una capacità di spesa maggiore, quindi
non parlano bene della folla, troppo affollato, però a loro piace la spiaggia, in particolare la spiaggia dei Cani, quella ha avuto un successo eccezionale. Benissimo, noi siamo italiani, facciamo un turismo invece di vai e vieni e quindi siamo più interessati alla spiaggia, alle attrazioni, ai concerti, allo sport, ai parchi. Ok, siamo italiani e quindi di cosa ci lamentiamo? Non commento, va bene. Dov'è lo zoom qua? Ok, ci siamo? Allora cosa fai se hai questi dati qui? Beh, magari fai un portale di destinazione turistica che accoglie le persone in base alla lingua del browser. Quindi per questi mostri le cose più economiche, per questi mostri le cose più expensive e luxury, e per questi invece mostri più un calendario degli eventi, no? Ad esempio, ok? Quindi lì, se hai i dati riesci a fornire un servizio migliore. Puoi fare anche analisi della concorrenza, quindi metti un brand A, metti un brand B, quali sono i punti deboli del concorrente, quali sono i punti deboli che hanno il mio prodotto, i punti forti loro, tutta una serie di cose che ti possono permettere anche di fare reverse engineering di alcuni progetti. Ad esempio mi ricordo una stiratrice che praticamente stirava, ammorbidiva insomma il tessuto, le persone dicevano non importa se è in classe B, C, Z perché è talmente utile che va bene lo stesso, peccato che non posso usarla di notte perché mi sveglia tutto il condominio, ok? Allora uno dice, ok, ho trovato che quel prodotto lì parlano benissimo, io nella mia linea non ce l'ho, è un prodotto nuovo, faccio reverse engineering e sai cosa faccio? Lo faccio super silenzioso e sai come faccio il marketing? Sulla silenziosità, perché poi quando l'utente andrà a vedere le opinioni vedrà che quello ha il problema, il mio è a posto, e allora ci metto la culla col bambino sopra e quello dorme tranquillo perché il prodotto è super silenzioso. Ci siamo? Ci siete? Ce la fate? Ok. Mappa della concorrenza percepita sono altre cose che si possono fare, nel senso che si va a vedere la co-occorrenza delle opinioni in termini di parlo di questo prodotto e anche di... Le persone dicono compro la macchina di tipo A o secondo voi è meglio la macchina di tipo B? Vuol dire che se nella stessa frase parlano di due prodotti, li percepiscono come concorrenti, è possibile non sanno cosa scegliere. Allora se tu estrai da questi testi un certo brand o un certo prodotto e poi estrai automaticamente gli altri nomi dei prodotti che stanno nelle stesse frasi, costruisci una mappa della concorrenza percepita dagli utenti. Quando vai dall'imprenditore e gli dici qual è il tuo concorrente, tipicamente l'imprenditore ti dice quello lassù, che è falso. Perché? Perché lui è orgoglioso del prodotto che fa e quindi prende sempre delle aziende enormi e più in tutto e dice quello è il mio concorrente, magari comunica come quelle aziende lì, sbagliando completamente. Quando invece andiamo a fare la mappa della concorrenza percepita, gli diciamo no, guarda il tuo concorrente è quello, e allora l'imprenditore molto spesso dice la gente non capisce niente. No, la gente non è vero che non capisce niente. O tu hai comunicato male e lui ha comunicato bene e ha tirato su la qualità del suo prodotto con la comunicazione e adesso la gente lo vede allo stesso livello, oppure guarda che il tuo prodotto non è così buono come tu pensi. Quindi cerchiamo di fare delle azioni, ok? Ci siamo? Vi do dei flash così. Molte altre analisi, mappe di competenza, monitoraggio di eventi, social network analysis, chi parla con chi è più influente, quali sono le relazioni tra le persone. Se io prendo una community, ad esempio faccio un'indagine e prendo ad esempio, non so, una tifoseria o devo fare un'indagine di qualche tipo, chi è più influente lì dentro? Che emozioni ci sono? Adesso sulle emozioni vi faccio vedere un po' di cose. Posso analizzare le cose in termini di, scrivo nel software easy to, perché magari sono interessato alla facilità d'uso e il software mi spezza le frasi che ha trovato, le opinioni degli utenti, mi dice guarda le frasi che ho trovato con easy to sono queste qua, easy to use and, easy to set up and use, easy to carry around, easy to share, e quindi ti fa uno spaccato delle frasi in modo che tu possa vedere un aspetto specifico senza doverti leggere migliaia di opinioni, perché sennò devi tu ricostruire la geometria della conversazione, tutte le cose dal testo, mentre qua te lo fa il software, ok? Mille altre dashboard che adesso non vi sto a tediare. Diciamo che poi è possibile anche monitorare magari quello che le persone dicono durante una trasmissione televisiva, magari durante uno show, magari durante una partita di calcio, magari durante un dibattito politico. Le persone usano il second screen, ok? Non vi do i dati del second screen adesso, ma comunque sono alti, e quindi le persone discutono e interagiscono mentre guardano qualcosa, ok? Adesso usano Twitter, ma magari possono usare anche altre cose. Cosa c'è dentro queste conversazioni? Emotività. Allora, se c'è una trasmissione e una certa trasmissione in cui succede qualcosa,
e magari c'è un picco di tweet, cosa è successo in quel momento? Magari è successo qualcosa di particolare che ha scatenato il putiferio online in quel momento lì, ok? Chi è stato il leader della trasmissione? Chi si è portato via gli utenti dal punto di vista emotivo? Qual è stata la distribuzione geografica dei commenti, nord verso sud? E se io ho una certa, diciamo così, schema di emotività, posso avere un sismografo emotivo che mi dice quanto disgusto, fastidio, irritazione, eccetera, c'è stata nel pubblico durante la trasmissione? E quindi qual è lo spettro emotivo che nel pubblico queste persone hanno suscitato, ok? Quindi magari uno dice bla bla e allora suscita un certo spettro emotivo, oppure dice gulp, zoom, kaboom e allora suscita altro tipo di emozioni, ok? Queste cose sono cose che si possono fare, esistono tutta una serie di algoritmi di emotion detection e poi, come facciamo noi, ci possono essere anche delle community, diciamo, a cui magari diamo dei tweet da valutare manualmente in modo da avere un feedback umano e da vedere quanto sbaglia l'algoritmo. Non so se questa frase vi è arrivata, ma comunque insomma, ok. D'accordo? Quindi queste sono tutte cose che ci permettono di identificare tutta una serie di cose, tra cui, allora, quelle sotto graficamente le abbiamo fatte più violacee, quindi più da livido, e sono quelle negative. E quelle invece più fresche sono quelle un po' più positive, ok? Il grafico è fatto così a fisarmonica perché il volume aumenta a seconda del passare del tempo, quindi qua la trasmissione inizia, qua finisce e sta roba cresce, no? Ok? Vabbè, insomma, quindi ad esempio in questa trasmissione qua vedete che Sgarbi e Travaglio, che sono questi due qui, si sono portati via il pubblico sia nel bene che nel male, ma totalmente, cioè sono loro due che hanno dominato la trasmissione, gli altri no. Quindi c'è lui, vedete che c'è una serie di identificazione di keyword automatica che il sistema fa, vedete che il sistema funziona bene e infatti vedete che qua c'è scritto capra e infatti funziona, allora funziona. Quindi c'è lui, lo invitano in trasmissione e dice ma no, ma perché l'avete invitato? Ma no. Poi lui parla, vedete qua, alle 21:24 e si porta via una buona fetta di pubblico, poi parlano altri, poi fa un secondo intervento, poi chiude, no? Quindi misuriamo magari come si comporta il pubblico in relazione a quello che uno ha detto. Quindi parliamo di reputazione, sì, ma parliamo anche di reputazione in termini di opinioni positive e negative real time, magari su una frase, non solo sul prodotto, sul servizio. Ok, giusto per... Va bene, vado oltre. Ecco, diciamo che se avete episodi, c'era una cosa, una volta ho sentito un direttore, credo di Rai 3, che diceva ci facciamo un mazzo tremendo, non ha detto esattamente così, comunque facciamo fatica a spostare magari degli spettatori da un canale a un altro, magari 500.000 spettatori, e poi mettiamo un pezzo di video su YouTube e facciamo 2 milioni di visualizzazioni. Cosa tagliamo di quello spezzone? Cioè, se voi avete appunto Sanremo, ad esempio, cos'è che tagliate? Non potete mica buttare 4 ore di Sanremo sui social media, no? Dovete prendere dei pezzi. Quali sono i pezzi che prendete? E andate a feeling, no? Ah, questo è un bel pezzo. No, non si fa così. Metric driven design, per tutto, orientato sui dati. Quindi prendete quando avete avuto i picchi emotivi e quantitativi, tagliate quei pezzi lì, buttate quei pezzi lì online e tirate sull'audience. Ok? Ci siamo? Ce la fate? Vabbè, io ho pochissimo ancora, quindi potete fare data journalism del giorno dopo, perché abbiamo cominciato a 1:15, no? Quindi sì, ok. Data journalism del giorno dopo, cioè potete dare dei dati per giornalisti e blogger di un evento. Ad esempio, guarda, si è giocata una partita, ecco qua ho tutti i tweet, retweet, contributor, cosa è successo? In questo pick è successo questo, in questo pick è successo questo, in questo pick è successo questo. Quanti uomini, quante donne, quali sono stati gli argomenti discussi nel tempo delle persone, quali sono state le foto più condivise, i top tweet, la tag cloud, una serie di dati, date ai giornalisti e dite ok, ecco come le persone hanno percepito l'evento online, ecco i dati, puoi costruirci un articolo, puoi comunque parlarne se lo desideri, ok? Queste sono cose che si possono fare. Chi sono i fornitori di dati? Chiudo sulla parte di analisi, anche se c'è molto altro, ma insomma diamo giusto un flash. Chi sono i fornitori di dati? I dati, allora o te li monitori da solo, e in alcuni casi lo devi fare perché magari ci sono alcune sorgenti informative che nessuno ha, perché le news sul mercato dell'acciaio non sono monitorate dalle grandi piattaforme, quindi devi avere degli spider che vanno dentro, tirano fuori i testi, analizzano, quello è una serie di cose.
Oppure hai dei fornitori dei dati, quindi Twitter ad esempio ti ha delle API, quindi delle interfacce interrogabili da software, gratuite ti dà un po' di roba, se paghi di più ti dà di più, quindi hai Enterprise API dove paghi e Twitter ti dà più dati. Se no puoi avere varie cose. DataSift era un fornitore storico, lo metto qui con un po' diciamo così di malinconia, esatto, perché poi cosa succede nei mercati? I grossi comprano gli altri, quindi ci sono poi delle aggregazioni e quindi poi si formano dei cluster imbattibili. Quindi ad esempio ci sono state delle acquisizioni, questo è stato acquisito da Meltwater, che è un colosso enorme per quanto riguarda la misurazione del web, direi più in generale. Ma vedete cosa vi dà? Vi dà i blog, le board, Dailymotion, Discuss è un pezzettino di software che si mette dentro qualsiasi sito web e ti gestisce i commenti, ad esempio, no? Facebook, LexisNexis, che è un famosissimo sistema di rassegna stampa, Intense Database, News, Reddit, WordPress, Wikipedia, Tumblr, e poi Facebook, YouTube, ok, eccetera. Altri, Fair, vedete che ti dice cosa ti dà? Ti dà le categorie, i concetti, cioè ti dà non solo i dati, ma ti fornisce degli strumenti di analisi del testo che ti estraggono automaticamente i concetti principali, ti identificano il linguaggio, ti estrae i link, ti dici l'autorevolezza di chi scrive, ti dà il sentiment, cioè se è positivo o negativo su cosa, ti estrae automaticamente i nomi delle persone, i nomi delle aziende, i nomi dei prodotti, le location geografiche, le key phrases. Cosa sono le key phrases? Io posso aver fatto una lezione di un'ora, ma magari vi restano in mente delle key phrases, cioè delle frasi chiave, quelle più dense di significato. Ok, ci sono strumenti che automaticamente tirano fuori tutte queste cose. Ok, questi sono proprio i tool, come avere la chiave inglese, il cacciavite, sono proprio i tool che vi permettono di costruire queste cose. Bright Data. Tecnologie varie, potete avere tecnologie che sono di auto-tagging, cose che taggate automaticamente a seconda del testo, quindi dite, qua c'è una persona, qui parla di prezzo, qua parla di qualità, e quindi taggate il testo automaticamente per poi fare dei conteggi. Clustering, sapete cos'è il clustering? Clustering è quando non sapete niente di niente, fate il software, prende i risultati della vostra query e ve li organizza in blocchi automaticamente, senza alcuna supervisione, e dà a ogni blocco un'etichetta automatica che spiega o descrive, diciamo così, qual è il cluster dei documenti. Quindi se non sapete niente di un argomento, fate una query, avete un sistema di clustering che vi clusterizza i vari risultati in isole, diciamo così, di conoscenza che poi potete esplorare, molto molto utile. Social Network Analysis ricostruisce la geometria della conversazione, quindi se volete vedere chi è più influente in un forum o in una conversazione su Twitter, ricostruite chi parla con chi e vedete quali sono le relazioni e quante volte uno dicendo qualcosa viene retweetato e quante volte invece un altro parla, ma nessuno se lo calcola, ok? Quindi avete indici poi di influenza e soprattutto indici, attenti qui, di capacità di propagazione della notizia, perché è un network, quindi se tu fai un'iniezione di un contenuto in un nucleo, ok, in un nodo, magari ti si propaga di un po' e basta, ma se fai un'iniezione in un altro nodo, magari ti si propaga tantissimo. Ecco perché devi avere queste analisi quando gestisci crisi, perché devi andare a vedere dove si sviluppa la conversazione, perché se arriva su dei nodi molto forti, lì esplode. E se tu devi lavorare e non hai tempo di rispondere a tutti, devi andare a rispondere e a mettere la tua informazione nei nodi che sono capaci di propagarla questa notizia, quindi devi avere questa mappa neurale, chiamiamola così, della capacità di propagazione. Vabbè, ci sono altre cose, vedete qua, non so, vedete questo è un esempio di entity extraction in cui uno dice guarda ho trovato una persona, un evento, un prodotto, un'organizzazione, questa è proprio l'API di Google, la pagate, gli date un testo e ti ritorna tutta una serie di oggetti. Il sentiment analysis come funziona? Funziona da -1 a +1, negativo o positivo, guardate qui, una corsa di 3.000 miglia, davvero un arrivo magico al tramonto, una velocità di 20 nodi, 0.6 positivo, è una frase positiva questa, no? Piuttosto, non lo so, questa invece, sono riuscito a dormire poco questa notte, c'era molto caldo, dovrebbe essere negativa, invece lui la mette a 0.
la vede neutra, non riesce a capirla bene, no? Mentre invece, non lo so, ho avuto l'impressione di passare una parte della notte con numerose persone, perché questi sono regatisti che poi hanno le allucinazioni a un certo momento, mi sono chiesto cosa facessi solo sulla barca, estremamente negativa, questa l'ha presa bene. Questa è la qualità di un sentiment analysis di oggi, non è male, quindi potete usarlo e quindi separare frase per frase, vedere le frasi positive e negative ed estrarre le entità. Le entità sono il display, la qualità, il prezzo, ok, le varie entità, e dire ok, tipicamente l'entità display sta dentro, è immersa in frasi negative, oppure tipicamente l'entità batteria è immersa in frasi positive. Mi sa che parlano bene di queste cose, ok? Avete tecnologie ovunque, Microsoft Azure, Sentiment Analysis, Key Phrase Extraction, Language Detection, Name Entity Recognition, una quantità di tecnologie, Microsoft, Google, Amazon, questi sono tutti fornitori, IBM che ha anche, vedete, un algoritmo per fare l'estrazione automatica delle emozioni, ok? Quindi avete tutti questi strumenti e con questi strumenti si vanno a analizzare i testi e si cerca di costruire quelle dashboard, quei grafici che vi ho fatto vedere prima. Non farei nient'altro perché sennò qua poi stringiamo troppo. Se volete contattarmi, l'unico social media che uso è LinkedIn, quindi io sono lì e basta. Questo è il QR code che porta al mio profilo, in ogni caso cercate il mio nome e se volete contattarmi io sono qua, ok? Intanto ti facciamo un applauso. Bene, grazie a voi, grazie. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie Paolo per molto interessante il contributo. Grazie. Parliamo una mezz'oretta di birrificio dell'industria della birra. Io sono particolarmente stanco, raccontavo prima che siamo nel periodo cruciale dell'anno da un punto di vista dell'industria. Mi collego, faccio la battuta prima rispetto a quello che diceva Paolo, questo è il momento in cui comunicare, parlando della birra, fare pubblicità, quindi mi fa molto piacere se riusciamo a farla anche un po' interattiva come lezione, quindi se avete delle domande o delle curiosità interrompetemi pure anche durante, così mi diventa anche un po' più interattiva, mi fa piacere. Molto brevemente su di me, sono friulano, sono di Udine, rientro a casa dopo diversi anni trascorsi all'estero e a Milano. Ho lavorato 10 anni in Heineken, occupandomi sempre di marketing, è stata sostanzialmente la mia prima e unica azienda prima di approdare nel birrificio 620 Passi. E quindi diciamo che quello che vi racconto oggi, come posso dire, si porta dietro molto di quella che è stata la mia esperienza proprio in Heineken come azienda. L'invito mi è arrivato dalla professoressa Godiglia per parlarvi di brand reputation e una delle cose che ho fatto prima di iniziare a preparare la presentazione è stata proprio cercare di capire qual era l'angolo, diciamo, con cui vi riferite a questo termine reputazione che, se faccio riferimento ad esempio ad Heineken, è un termine abbastanza specifico, fa parte di una grande famiglia che è quello che noi chiamiamo la brand equity, quindi la forza di una marca, e nello specifico Paolo l'ha raccontato benissimo in maniera molto anche trasversale, quello che sostanzialmente è il percepito di una marca, di un prodotto, di un'azienda da parte di quelli che possono essere gli stakeholder, ovvero tutte le persone in qualche modo coinvolte nei processi aziendali, no? Quindi prima di entrare nel contenuto della presentazione ho pensato di inserire questa piccola richiesta per voi, che è quella, diciamo, di cercare di seguire la presentazione sperando di non addormentarvi con l'occhio del diverso tipo, della diversa natura delle persone che in qualche modo possono avere degli interessi verso il birrificio 620 Passi. Se alla fine capirete quali sono e quanti sono, capirete anche perché non ho dormito stanotte. Birrificio 620 Passi, che si chiama così perché nasce a Marano Lagunare, che è un piccolo paesino in provincia di Udine, qui vicino tra l'altro, e 620 erano la lunghezza delle mura antiche del paese Marano, quindi diciamo la scelta anche di dare questo nome da parte dei fondatori ritaglia un po' quello che inizialmente era stato anche un po' il pensiero strategico dal punto di vista del posizionamento, quindi anche del marketing, ovvero che cosa andare a comunicare
col birrificio 620 passi, con la marca, e quindi stiamo parlando di localismo, quindi l'importanza, no, di dare delle radici, di dare anche un'origine a un prodotto di largo consumo come la birra, che ovviamente si porta dietro convivialità, socialità e anche storytelling, quindi l'importanza in qualche modo dal punto di vista della marca, di rappresentare qualcosa che va oltre il mero aspetto funzionale della birra, bevanda dissettante e coinvolgente, a chi, diciamo, se ne interessa, ecco. Da startup a scale up, quindi anche per darvi anche un po' di contesto di dove si trova il birrificio oggi. Diciamo che il birrificio si trova in una fase molto importante, critica, perché dopo essere stato avviato dal punto di vista industriale, parlo del primo impianto che è quello dove tuttora ci troviamo a Gorgo di Latisana nel 2019, ovviamente si è trovato a fronteggiare la crisi. Sapete benissimo di cosa sto parlando, del Covid, che in generale per l'economia, ma mi sento di poter dire anche nello specifico per l'industria del beverage e della birra, che vive ovviamente di consumi fuori casa, è stato un periodo di stallo, ovviamente. Quindi il 2020, anche la prima parte del 2021, è stato un periodo in cui il birrificio e le operazioni hanno subito un rallentamento importante. Cosa è successo? I soci fondatori, stiamo parlando di 5 imprenditori, subito dopo essere partiti, quindi iniziamo a parlare dei primi stakeholder, no? Soci imprenditori, partono con il progetto, investono, si trovano a fronteggiare la crisi. Ovviamente le cose inizialmente sono molto complesse e cosa dicono? Teniamo duro, cerchiamo di andare avanti. Quindi si rendono conto anche di aver bisogno in qualche modo di delegare, stiamo parlando di delle persone che di mestiere fanno gli imprenditori, provengono da altri settori, e decidono in qualche modo di affidare la gestione a un management di cui io faccio parte, e di conseguenza anche aprirsi allo sviluppo di un piano industriale, tra virgolette, strutturato, che fondamentalmente è quello che in questo momento stiamo perseguendo, proprio per cercare di passare da startup, quindi una tipica fase di inizio, di avviamento delle operazioni da un punto di vista industriale, a scale up, che sostanzialmente cosa esprime? Esprime un concetto di un'azienda che ha mosso i primi passi, che sta muovendo i primi passi e in qualche modo sta iniziando piano piano a consolidarsi. Ecco, noi siamo proprio nel mezzo di questo travaglio, diciamo, perché è una cosa abbastanza complessa e critica, però anche estremamente entusiasmante e interessante. La linea del temporale che vedete guarda al 2031, non si legge. Perché 2031? Perché rappresenta la lunghezza del nostro piano industriale, che è un piano a 10 anni, che è stato proprio costruito a due mani da management e fondatori, e ovviamente all'interno di questo piano industriale ci sono racchiuse tutta una serie di informazioni, di elementi che vanno da quella che è l'ambizione, che ovviamente guida il piano, quindi la volontà di crescere, di svilupparsi da un punto di vista di fatturato, di volumi di produzione, di scala, eccetera, e ovviamente di investimenti e di conseguenza anche di quello che può essere poi, speriamo nella migliore delle ipotesi, il profitto ovviamente economico e aziendale. Quali sono un pochino i cardini di questo piano industriale? Sono fondamentalmente, possiamo dire, 3, ovvero il primo è l'ambizione, una cosa molto interessante da un punto di vista di approccio proprio, che mi porto dietro anche dall'esperienza fatta ad Amsterdam, è partire sempre con l'ambizione, no? Cioè, quando si ragiona anche da un punto di vista imprenditoriale, piuttosto che anche più in piccolo per un progetto, chiedersi sempre un po' qual è l'ambizione o l'obiettivo, dove vogliamo arrivare, perché è la domanda che in qualche modo orienta un po' il ragionamento e anche permette un po' di capire quelli che possono essere il percorso migliore, piuttosto anche che il fabbisogno di risorse da mettere a disposizione. Quindi nel nostro caso un'ambizione importante. Parleremo tra poco del mercato della birra, contestualizzeremo quello che è il segmento della birra artigianale, però parto dicendo che abbiamo un'ambizione importante relativamente a quello che è il nostro punto di partenza, ovvero un piccolo birrificio artigianale friulano. La nostra strategia ovviamente rappresenta un po' il come crediamo, speriamo di poter perseguire l'ambizione. La nostra strategia è una strategia che pone al centro la costruzione di una marca, quindi un progetto fortemente incentrato sulla costruzione della marca 620 passi, e il terzo pilastro è quello della produzione, molto importante, perché
ovviamente stiamo parlando di un prodotto, la birra, di un'industria che vive di scala, nel senso che, non vi tedio con quella che è un po' la costruzione dei costi, però è importante per me passare il messaggio che quando si parla di un'industria di produzione, qualunque essa sia, e nello specifico la birra, per poter stare in piedi è fondamentale raggiungere una scala di vendita e di conseguenza che di produzione, perché questo permette sostanzialmente di andare a ammortizzare tutta una serie di costi che non sono soltanto i costi diretti, quindi quelli di prodotti legati ad esempio all'acquisto delle materie prime piuttosto che alla comunicazione e al marketing, ma anche tutta una serie di costi indiretti che sono quelli proprio legati alla struttura aziendale. Quindi produzione per noi significa crescere in produzione di birra e farlo anche in maniera piuttosto veloce. Arriviamo al mercato piano piano, stiamo parlando della birra in Italia in questo momento. Mercato della birra che per quanto riguarda l'Italia, parlo per un momento al netto del Covid, che ovviamente ha, come posso dire, scosso fortemente le dinamiche, è un mercato che storicamente si trova in crescita da una decina d'anni a questa parte circa, così come lo è ad esempio anche per la Francia, che sono due mercati storicamente più orientati al vino rispetto ad esempio all'Austria, alla Germania, alla Repubblica Ceca eccetera. Quindi un mercato che sostanzialmente si trova in forte espansione al netto del Covid, che ovviamente ha scosso le dinamiche e magari ne parliamo più tardi perché altrimenti entriamo un pochino troppo nei tecnicismi. Se guardiamo all'interno di questo mercato, che in Italia vale qualcosa come 20 milioni di ettolitri, un consumo pro capite di circa 36 litri a persona all'anno, che nel Triveneto è molto più alto, però la media italiana ahimè è bassa. È un mercato che è trainato da un segmento nello specifico che possiamo chiamare il segmento delle birre speciali, ovvero sono tutte quelle birre di cui fanno parte ad esempio le birre artigianali, piuttosto che quei prodotti tra virgolette di natura un pochino meno industriale, meno classica, meno tradizionale e che per qualche motivo stanno proprio supportando anche quello che è la percezione del consumatore e di conseguenza l'interessamento del consumatore verso questa categoria. Il terzo pilastro di questa slide è interessante perché fa riferimento un po' a quello che è stato la nostra ispirazione da un punto di vista di costruzione del piano, che è un caso, in questo caso un caso straniero, inglese, di un birrificio che si chiama Brewdog, forse lo conoscete, forse no. È un birrificio molto grande, molto più grande del nostro, partito nel 2011-2012 in Inghilterra, che sostanzialmente ha sviluppato per la prima volta nel mondo un modello di birrificio condiviso che è per noi stato assolutamente di ispirazione, lo vedremo nel corso della presentazione. E ecco, questa, scusate se torno un mezzo passo indietro, questa è una slide un pochino di approfondimento su quello che è il segmento all'interno del quale ci collochiamo, le birre speciali. Heineken fa riferimento a 4 segmenti parlando della birra in Italia, che sono sostanzialmente, si dividono sostanzialmente in base a quello che è il prezzo medio di vendita al pubblico, il percepito dal punto di vista della marca per il consumatore e un pochettino anche quello che è sia il contenuto, quindi la tipologia di birra, sia anche la tipologia di formato, no? Quando parlo di formato parlo ad esempio della lattina piuttosto che della bottiglia, anche della dimensione eccetera. Nel nostro caso giochiamo all'interno delle birre speciali, è un segmento che vale circa un quarto dei volumi del mercato Italia e ancora di più a valore circa un terzo, questo ovviamente perché è in questo segmento che la birra si vende a un prezzo medio più alto rispetto alla media e di questo segmento fanno parte a loro volta diverse tipologie di birre, tra cui ad esempio birre con forti storie locali, ne parlavamo all'inizio quando parlavo di Marano, come ad esempio Cnusa e Messina, che sono tutt'altro che birre artigianali, sono birre industriali, fanno parte del gruppo Heineken, hanno le spalle larghissime rispetto al birrificio 620 passi, però costruiscono il loro marketing, il loro posizionamento proprio parlando di c'è qualche domanda? No, sono affascinate proprio, conquistate dalla birra. Bene, confermato il trend allora. No, nel caso appunto di Cnusa e Messina è interessante proprio perché parliamo di fenomeni industriali
che hanno colto il trend legato all'interesse verso il localismo e le storie locali e hanno proprio deciso di investire pesantemente sulla costruzione di marche che in qualche modo hanno la funzione di comunicare quelli che sono i valori locali. Nel caso dell'Ignusa, probabilmente tutti conoscerete la pubblicità Anima Sarda. Io ricordo che i colleghi del marketing, quando ero in Heineken lavoravo sulla marca Heineken, i miei vicini di tavola erano i colleghi di brand Ignusa, la prima slide era Ignusa uguale Sardegna, quello era la loro Bibbia, loro andavano a dormire la sera, si svegliavano la mattina con quel pensiero lì. Quindi questo per quanto riguarda le birre locali. Prodotti particolari, che significano sostanzialmente prodotti che fanno di alcuni aspetti funzionali, quindi della loro ricetta, l'elemento della distintività, ad esempio nel caso dell'Heineken Zero, mi viene facile da dirlo perché Heineken è l'elemento del no alcol, no? Quindi anche in questo caso un prodotto che nasce da una ricerca di mercato, un accorgersi da parte dell'industria di un fenomeno in crescita che è l'interessamento verso le birre analcoliche, e di conseguenza anche la scelta strategica di andare a sviluppare un prodotto che vada a costruire in questa direzione. Il terzo e ultimo nicchia, diciamo, all'interno delle birre speciali è rappresentato dalle birre artigianali. Sono tantissime in Italia, sono circa 700-800 birrifici diversi, quindi è il segmento nettamente più frammentato, tutti insieme, quindi sommando questi 700-800 birrifici parliamo di qualcosa come 500.000 ettolitri dei 20 milioni, quindi un 2% del mercato birra, diviso tra 800 player, quindi capite quanto è frammentato e anche quanto è difficile imporsi da un punto di vista di costruzione della marca all'interno di un panorama così frastagliato, chiamiamolo. Quali sono i nostri benchmark e non competitor? I nostri benchmark sono diversi, sono dei marchi a cui ci ispiriamo, non abbiamo in questo momento la presunzione di essere assolutamente al loro livello dal punto di vista di forza della marca. Se guardiamo l'Italia, ne nomino due, ma in realtà sono più di due, tra cui Masti Birrai Umbri, che è una birra artigianale, tra l'altro di proprietà di un gruppo industriale, perché sono di proprietà del gruppo Farchioni che fa olio, e l'Effe, che è una birra belga, che ha, diciamo, un taglio da un punto di vista di stile di birraio fortemente ispirato al Belgio, ovviamente, e di conseguenza che costruisce anche la propria storia, il proprio posizionamento, parlando molto di prodotto. Se guardiamo all'estero, citavo prima il caso Blue Dog, che ovviamente per noi è fonte di ispirazione proprio per quello che è stato il loro marketing innovativo in un mercato come l'Inghilterra, che per quanto riguarda la birra nello specifico è molto più avanti del mercato italiano. Quali sono i nostri canali di vendita? Sono fondamentalmente tre. Sono la grande distribuzione, dove noi dialoghiamo direttamente con i buyer delle insegne, quindi i responsabili acquisti, che a seconda della tipologia di insegna possono essere più o meno verticali sulla birra piuttosto che trasversali per diverse categorie. Il canale Oreca, dove noi arriviamo in maniera indiretta, e anche da questo punto di vista siamo in fase di transizione e di sviluppo, perché laddove il birrificio fino a un anno fa vendeva direttamente al singolo bar, ora il birrificio dialoga con i distributori di bevande che a loro volta vendono al bar. Questa è stata una scelta strategica commerciale importante, perché chiaramente in relazione alla nostra scala attuale, che è molto piccola, ci permette di raggiungere più velocemente e soprattutto in maniera molto più efficiente una distribuzione più capillare rispetto a quello che potremmo fare con un venditore all'interno del nostro organico. Il terzo canale è rappresentato dalla vendita diretta, dove sostanzialmente ricadono quelle che sono le vendite attraverso il nostro sito e-commerce, quindi online, piuttosto che le vendite all'interno del nostro shop in birrificio, quindi le persone che vengono a visitare la produzione e decidono di acquistare una confezione. Giusto per darvi anche qui il contesto di dove ci troviamo dal punto di vista dello sviluppo commerciale, piena fase di sviluppo. Per farla molto semplice, le vendite nella birra sono come un'equazione data da numeri di punti vendita, quindi la quantità di posti, che possono essere bar piuttosto che supermercati, dove sei presente, disponibile in vendita, per la rotazione, quindi quanto vende ciascuno della tua birra, no?
sono due macro aree dal punto di vista commerciale. In questo momento ci stiamo focalizzando su entrambe, però soprattutto sulla prima, perché prima di poter avere a disposizione dei dati misurabili riguardo le rotazioni e di conseguenza fare anche delle analisi per andare a svilupparle, queste rotazioni, chiaramente devi arrivare sul mercato, approcciarlo e iniziare, diciamo, da qualche parte. Quindi gli ultimi mesi, anche i prossimi mesi per noi sono mesi molto importanti proprio per quello che è la ricerca e inserimento in nuovi clienti. Per quanto riguarda il Friuli abbiamo appena chiuso una collaborazione con un distributore sul canale Oreca. Per quanto riguarda il Veneto abbiamo appena lanciato all'interno di una grande catena di più di 100 punti vendita, e per la scala che rappresentiamo questi sono due milestone abbastanza importanti di cui siamo anche abbastanza orgogliosi. Mi fermo subito per chiedere se c'è qualche domanda fino adesso, se sono troppo veloce, troppo piano, ne approfitto per prendere un sorso d'acqua. Ok, allora procedo. Quindi parlo in questo caso di portafoglio prodotti. Siamo produttori di una linea di 5 birre, tutte a marchio, 620 passi, rappresentano 5 stili birrari diversi tra di loro. La bionda è una Golden Ale, la rossa è una Belgian Ale, l'ambrata è una IPA e poi abbiamo anche una bianca e una scura. Cosa c'è di interessante da dire da questo punto di vista? Diciamo che faccio riferimento a quello che era il panorama delle birre di cui parlavo prima, la segmentazione, la differenza tra birre speciali rispetto alle birre industriali. Le birre speciali, lo sapete, si distinguono proprio perché rappresentano delle particolarità da un punto di vista di birra. Bersi una birra Moretti o una birra Heineken è diverso da bersi una IPA molto lupolata, per esempio. Fermo restando che noi giochiamo all'interno delle birre speciali, la scelta che è stata fatta sia nella selezione degli stili birrari da interpretare, sia anche proprio nello sviluppo della ricerca nello specifico, dal punto di vista strategico è stata una scelta voluta per avere dei prodotti che fossero ampiamente percepiti come artigianali, quindi ricchi, caratterizzanti, distintivi, ma allo stesso tempo anche democratici, proprio per cercare di acquisire nel tempo un pubblico quanto più possibile ampio e anche supportare delle rotazioni importanti. È chiaro che, faccio degli esempi estremamente terra-terra, una IPA super lupolata che magari vince anche un premio come la birra IPA più lupolata sul mercato, difficilmente un bar ne vende 4 durante un aperitivo allo stesso consumatore. Nel nostro caso il pensiero che ha guidato lo sviluppo è stato fortemente di impronta commerciale ed è stato proprio quello di andare a testare diverse ricette sul consumatore, cercando proprio il giusto compromesso tra particolarità e anche potenziale di supporto alle rotazioni, quindi quanto la nostra birra vende nel punto vendita. Arriviamo alla parte più interessante, per me almeno, che è quella, diciamo, più fortemente orientata alla marca, e parliamo di cosa significa birrificio condiviso, no? Che è il titolo della prima slide. Ecco, diciamo che questa è stata una delle primissime scelte personalmente che ho portato avanti quando sono arrivato, perché quando sono arrivato il birrificio mi era stato presentato diciamo da diversi angoli. Quello di birrificio condiviso, il fatto che il birrificio fosse un birrificio estremamente sostenibile e il fatto che il birrificio fosse un birrificio locale di Marano. Quando mi hanno parlato per la prima volta di questo progetto mi hanno raccontato 3 cose, e una delle grandi domande che mi hanno fatto è stata: come facciamo a portarle avanti tutte e 3, no? Da un punto di vista di marketing. Ecco, io, giusto o sbagliato lo dirà il tempo, però il pensiero che ho fatto è stato: viviamo in un mondo talmente tanto complesso, dove siamo talmente tanto bombardati da informazioni, comunicazioni, eccetera. Io mi ricorderò sempre questo dato che arriva da una ricerca in Heineken, dove a fronte di investimenti in comunicazione e media incredibili, veramente non confrontabili col nostro birrificio, lo spam di attenzione medio di un consumatore all'anno verso una marca come Heineken è inferiore ai 2 minuti. Il che significa che per quanto spingiamo, per quanti milioni di euro Heineken investa, il consumatore medio in un anno pensa ad Heineken meno di 2 minuti, quindi figuriamoci a 620 passi. Il che significa, tradotto, che gli puoi dire una cosa, se hai fortuna gli rimane. E speriamo che questa cosa possa essere interessante. Di conseguenza la scelta strategica di concentrarci su una
particolarità, e nello specifico quale? Quella di birrificio condiviso. Cosa significa birrificio condiviso? Sostanzialmente è un birrificio che si sviluppa intorno a una community di persone, consumatori, che si interessano al progetto perché appassionati di birra, perché appassionati di imprenditorialità, che possono addirittura diventare dei soci veri e propri a tutti gli effetti e di conseguenza contribuire tanto allo sviluppo del birrificio da un punto di vista economico tramite l'apporto di capitali, quanto anche dal punto di vista di supporto allo sviluppo della notorietà. Noi al momento abbiamo 250 soci, per lo più a livello locale in Friuli Venezia Giulia. Capite bene che non stiamo parlando di milioni di persone, ma relativamente alla dimensione del birrificio molto piccola, avere 250 soci in Friuli rappresenta una cassa di risonanza importante proprio a supporto dello sviluppo della notorietà del birrificio. Quali sono, diciamo che ecco, le prossime 2 o 3 slide sono delle slide abbastanza marketing, per così dire, che sono un po' frutto di quello che è stato un lavoro fatto nei primi mesi assieme al supporto della nostra agenzia di comunicazione integrata, con l'obiettivo proprio di andare un pochino a definire, a profilare, a caratterizzare anche dal punto di vista valoriale il significato di birrificio condiviso. È stato un processo abbastanza complesso che ha coinvolto anche in questo caso delle ricerche, quindi anche dei confronti con i consumatori, piuttosto che il dipartimento più strategico dell'agenzia, che ha fatto degli studi anche sulla concorrenza, e da cui sostanzialmente siamo usciti con 3 valori principali, che sono quelli che vedete nella slide qui dietro, che rappresentano il tema del progresso, che ha le sue radici proprio dal nostro punto di vista anche nella caratteristica del territorio friulano, che è un territorio per natura imprenditoriale, volto comunque allo sviluppo, quello della qualità per tutti, quindi 2 cose in questo caso: da una parte una birra buona, fatta bene, costante, e una birra anche, tra virgolette, democratica dal punto di vista sia del gusto che anche del posizionamento di prezzo, che per la birra artigianale non è una cosa sempre scontata. Il terzo aspetto estremamente fondamentale per noi birrificio condiviso è quello del coinvolgimento, e qui sottolineo il tema della reputation e la domanda con cui ho iniziato la presentazione, ovvero pensare a quali sono e quanti sono gli stakeholder per il birrificio, perché per noi coinvolgere le persone è veramente fondamentale. Lo è penso per qualsiasi azienda che faccia birra, lo è a maggior ragione per un'azienda che si pone l'ambizione di essere un birrificio condiviso, promette di essere un birrificio condiviso, molto importante, una promessa che non si può mai deludere. E da dove nasce un pochino tutta questa filosofia, tutti questi valori? Ci siamo interrogati, ci siamo fatti la domanda se la marca 620 Passi fosse una persona, in che cosa crede questa persona, qual è quel credo, quel punto di partenza che in qualche modo vogliamo fare sempre nostro, qualunque cosa facciamo. Bene, nel nostro caso crediamo che insieme si possa fare un passo in più in avanti, no? Quindi è una frase, diciamo, che rappresenta sia l'elemento del progresso sia l'elemento anche del coinvolgimento delle persone. Da questo punto di vista nasce quello che è il ruolo della marca, che è quello di ispirare progresso condiviso attraverso confronto e coinvolgimento. Vi sto mostrando, mi rendo conto, delle slide abbastanza teoriche. Vi potreste domandare: ma com'è possibile che un birrificio che deve fare birra mostri delle slide del genere? Sono degli strumenti che fanno parte anche della metodologia di sviluppo del brand di Heineken e servono proprio, diciamo così, a orientare, per così dire, quello che è il lavoro del team marketing e trade marketing nell'andare a pensare a quelle che sono le migliori attività da destinare a supporto dello sviluppo della marca, non solo a quali, ma anche a come portarla avanti e con quale taglia. Vi faccio vedere anche quello che è uno strumento di brand manifesto, che è stato un pochettino il punto di atterraggio, parte del processo di cui vi raccontavo prima, che ho portato avanti assieme all'agenzia, proprio per andare a definire quella che è l'identità della marca 620 Passi in qualità di birrificio condiviso. Siamo usciti con
con questo documento, è la prima volta che viene creato per il birrificio 620 Passi, e mi aspetto che si evolverà nel corso del tempo, come è normale che sia, però diciamo che è un punto di partenza che ci permette proprio di andare un attimino a concepire i nostri piani di marketing per i prossimi anni, e cercando anche di mantenere una determinata coerenza nelle attività che faremo, proprio per andare a cercare di sviluppare una percezione della marca fatta di notorietà da una parte e anche di immagine dall'altra. Questa slide è una slide che parla un attimino di quello che è il nostro modello strategico per sviluppare la marca. Faccio riferimento a quello che raccontavo prima, ovvero il fatto che un piccolo birrificio artigianale sostanzialmente si trova di fronte a due problematiche strutturali. Da una parte un business come quello della produzione, dove c'è un grosso fabbisogno di finanziario per portare avanti la produzione, le attività, e a fronte inizialmente di piccoli ricavi, perché lo sviluppo commerciale richiede tempo. E dall'altra parte l'altro problema è la mancanza della notorietà, no? Quindi la difficoltà anche nel riuscire in qualche modo a, non dico imporsi, ma anche solamente proporsi sul mercato, laddove il contesto competitivo è estremamente saturo, ci sono tantissimi birrifici, tu sei uno dei tanti, e le risorse sono molto limitate rispetto ai grandi player. Da questo contesto nasce un po' quella che è la strategia di sviluppo della marca 620 Passi, che guarda sostanzialmente al mercato come a una serie di sottoinsiemi, diciamo, partendo da quello che è la totalità di quelli che possono essere i consumatori di birra, che in Italia sono tanti, perché la birra è una categoria merceologica che ha una penetrazione altissima, quasi tutti i maggiorenni bevono birra almeno una volta all'anno, dove ci proponiamo con un concetto legato alla community, quindi il birrificio sostanzialmente approccia al proprio consumatore raccontandosi come birrificio condiviso e offrendo la possibilità ai consumatori di aderire alla community, quindi a un gruppo di persone che in qualche modo si interessano per la prima volta, con un primo livello di ingaggio, per così dire, alla storia del birrificio condiviso, ci condividono, arrivando proprio alla pratica, ci condividono i loro dati, noi li raccogliamo all'interno del nostro database, e questo ci permette naturalmente di andare a sviluppare delle relazioni di diverso tipo con l'universo di questa community, che sfocia, diciamo, nel caso massimo del livello di ingaggio, nella conversione in soci, quindi persone che hanno innanzitutto sentito parlare del birrificio, se ne sono interessate, hanno deciso di aderire all'offerta e quindi di entrare nella community, dopodiché se ne sono, esagero adesso la romanzo magari un pochettino, talmente innamorati che addirittura decidono di diventare soci acquisendo una quota di birrificio 620 Passi SRL, e di conseguenza contribuendo al sostentamento economico del birrificio, che naturalmente sta correndo nella direzione della costruzione del suo piano industriale. Vabbè, salto queste slide che mi pare che di teoria ne abbiamo parlato già abbastanza. Quali sono diciamo, i nostri principali canali di comunicazione, no? Quindi fatto 100, tutto quello che abbiamo appena visto dal punto di vista teorico, dal punto di vista strategico, quali sono poi i canali attraverso i quali noi comunichiamo ai diversi stakeholder, quindi anche in questo caso ricordo la domanda iniziale, quali sono le persone sulle quali noi dobbiamo andare a costruire reputazione? Sono diversi i canali, in questa slide ne ho messo alcuni esempi. Il primo è un canale Telegram che portiamo avanti con il supporto della nostra agenzia, ed è un canale privato di cui fanno parte tutti i soci del birrificio, quindi noi qui dentro abbiamo un gruppo di persone fortemente ingaggiate con il progetto, che con frequenza aggiorniamo rispetto a quelli che sono, chiamiamoli, gli highlights, no? di quello che accade all'interno del birrificio. Il secondo canale molto importante è quello dell'ufficio stampa PR, perché ci permette di andare a costruire awareness, quindi notorietà della marca, del birrificio a livello locale, friulano, triveneto, con costi relativamente contenuti. Il terzo naturalmente è il canale digitale, parliamo con dei ragazzi giovanissimi perché lo conoscete meglio di me, Facebook piuttosto che Instagram,
lo facciamo sia in maniera diretta, quindi attraverso lo sviluppo di un piano editoriale, sia in maniera indiretta tramite l'ingaggio con degli influencer. Nella slide vedete un esempio di un'attività fatta la scorsa settimana con un'influencer triestina, si chiama Miss Claire. E il quarto pilastro, molto molto importante, è un pilastro B2B, chiamiamolo, che è quello dell'ingaggio con il trade, quindi con i nostri clienti fondamentalmente. Un esempio, che è quello poi della slide che vedete, della foto che vedete sulla destra, è un evento che abbiamo fatto in birrificio nel momento in cui abbiamo lanciato la collaborazione con il nostro distributore di bevande in Friuli. Sono naturalmente delle aziende strutturate, ben più grandi della nostra, fatte di un team di vendita molto largo. Nel caso di Friuli Brau parliamo di più di 20 venditori, hanno una missione che è quella di vendere il loro portafoglio di bevande, quindi sto dicendo bevande, non birra, la birra rappresenta una piccola fetta e all'interno di questa piccola fetta birra hanno N birre che devono proporre un giorno ai bar, quindi capite bene, di nuovo parlando di reputazione, anche in questo caso quanto è importante sia contribuire a ingaggiare la forza vendita, in questo caso del distributore, per cercare di metterli sempre il più possibile in alto nei suoi pensieri il birrificio, piuttosto che tutte le altre aziende che fanno parte del loro portafoglio, che quotidianamente propongono ai locali in Friuli Venezia Giulia. Da un punto di vista di attivazione, quindi vado ancora un pochino più nello specifico per raccontarvi un po' delle iniziative che stiamo portando avanti a livello di marketing. Anche in questo caso diversi, per così dire, canali o territori. Il primo è senza dubbio quello dell'esperienza, dove finora si è potuto fare poco per ovvi motivi anche legati al Covid, però l'obiettivo, parlando di birra e ancora di più birrificio condiviso, è quello di andare a promuovere 620 passi nel contesto di eventi sociali, manifestazioni, piuttosto che anche eventi, attività che possono essere organizzate direttamente da noi in birrificio, proprio con l'obiettivo di andare a crescere il livello di ingaggio da parte della nostra community. Il secondo è sicuramente il canale e-commerce, che ci permette non soltanto di andare a sviluppare un po' di fatturato, ma soprattutto, mi viene da dire, ci permette di andare a comunicare il birrificio in una maniera, se vogliamo, guidata, perché ovviamente il nostro e-commerce è una piattaforma proprietaria, quindi decidiamo noi cosa viene detto direttamente al consumatore che ci interessa, grazie proprio a un approccio anche nei limiti del possibile data driven. Il terzo e il quarto pilastro, anche in questo caso, sono rappresentati dai nostri due canali principali, quindi il canale Oreca, dove ci siamo inventati un pacchetto con il quale proponiamo ai bar di affiliarsi al birrificio. Quindi voi prendete un attimino il punto di vista di un titolare di un qualsiasi bar che è un imprenditore, ha 1000 problemi di carattere operativo business, che viene approcciato da N distributori di bevande, in Friuli ce n'è almeno 5 o 6, che gli propongono N alternative per N categorie, non soltanto la birra, l'acqua, il vino, la Coca-Cola, eccetera. Per il titolare di un bar medio la scelta di una marca è, taglio col coltello alla considerazione, un impiccio, perdita di tempo piuttosto che mancanza di informazioni. Molto spesso la battaglia la si fa solo e soltanto sul prezzo di vendita. Mi dai il prezzo migliore, ti compro perché mi permette di fare una maggiore marginalità. È chiaro che per un birrificio artigianale competere solo sul prezzo rispetto ad altri player più strutturati provenienti dalla grande distribuzione, dalla grande industria, è una battaglia persa, perché noi non possiamo arrivare sul mercato con gli stessi prezzi di un Heineken, ovviamente, per forza di cose. Quindi da questo punto di vista l'idea di questo pacchetto flagship con il quale noi ci proponiamo al mercato è una sorta di, chiamiamola, declinazione del concetto di birrificio condiviso, pensata proprio per, nello specifico, andare a parlare col titolare del bar. Abbiamo già alcuni locali flagship, abbiamo per esempio uno in centro a Udine, una delle piazze principali di Udine. Il titolare di una bella osteria, anche abbastanza storica, ha deciso di affiliarsi col birrificio, è diventato socio, e la cosa molto bella è che oltre a proporre
la nostra birra come unica birra all'interno del locale, quindi darci spazio di visibilità, è soprattutto il primo fan, il primo tifoso del birrificio, quindi ne parla bene con tutti i consumatori come se la birra fosse proprio la sua, la sente la sua birra essendo socio del birrificio. E quindi questo è chiaro che per noi rappresenta un asset super importante, no? per svilupparci. L'ultimo pilastro, che è quello della grande distribuzione, anche in questo caso work in progress, l'idea è quella di andare a lavorare proprio anche grazie a un approccio di banca dati, quindi di raccolta dati da parte di tutti gli utenti che stanno entrando a far parte della nostra community, per in qualche modo andare a influenzare il loro comportamento di acquisto sul punto vendita. Un esempio molto semplice: parlavo prima del canale Telegram dei soci. Nel momento in cui noi siamo stati inseriti sugli scaffali di questa importante catena nel Veneto, abbiamo raccontato ai nostri soci che eravamo finalmente arrivati sullo scaffale. I soci coinvolti sul progetto hanno risposto in maniera positiva, sono stati contenti, e di conseguenza ci sono arrivate anche di ritorno molte fotografie di persone che sono andate allo scaffale, hanno cercato la birra a 620 passi e con un pizzico di orgoglio l'hanno comprata, consapevoli di in qualche modo fare qualcosa per il loro birrificio, per la loro società. Ho ancora 2 slide, ma le schippo, così lasciamo 10 minuti per le domande. Quindi chiudo qua. Vi ricordo quella che era stata la primissima richiesta, quindi cercare di immaginare un attimino tutte quelle che possono essere gli attori, no? Coinvolti con i processi aziendali. Abbiamo parlato durante questa breve presentazione molto da un punto di vista, mi viene da dire, soprattutto commerciale e marketing, però ecco, mi piacerebbe un attimino capire se sono riuscito in qualche modo a trasmettervi quello che può essere, soprattutto mi viene da dire, la complessità nella gestione della reputazione rispetto a tutti gli attori coinvolti. E quindi ho cercato di dare volutamente questo taglio, no? Perché quando poi si passa dalla parte, diciamo, anche dell'imprenditore, chiamiamolo, anche se poi non sono un vero e proprio imprenditore, sono un manager, però il ragionamento, l'ottica, lo spirito è abbastanza simile a quello dell'imprenditore, è proprio avere chiari in testa la lista degli stakeholder e anche, tra virgolette, impegnarsi quotidianamente su tutti i fronti per cercare di migliorare quotidianamente la reputazione con tutte queste persone, ovviamente nei limiti del possibile. Questo è quanto. Basta. Grazie. Allora, io ringrazio i nostri relatori Paolo Mero, CEO di InfoFactory, e Andrea Menigon, CEO di Birrificio 620 Passi. È stato un vero piacere. Prendiamo, come dire, sul serio le promesse a tornare e anche la promessa che ora gli storciamo di invitarsi a fare una gita di studio in birrificio. Ecco. Ovviamente grazie a Anima Impresa per il preziosissimo supporto e collaborazione, e al Consorzio Consumigo, e ringrazio ancora Carlotta Cecchini, fa vedere la manina, per il supporto organizzativo. Grazie molte a voi per la partecipazione attenta. Ecco, grazie moltissime a studenti e studentesse, e buona giornata, alla prossima. Grazie.